paleontologo evidentemente non lavora sull'insieme degli organismi viventi nel passato, ma lavora su quello che riesce a recuperare dalle rocce e di conseguenza non può avere a disposizione tutto e soprattutto non può avere a disposizione anche gli organismi nella loro completezza, quindi con le parti molli, con se vogliamo anche la parte relativa alla genetica, al DNA. Il paleontologo lavora quindi soltanto sulle morfologie. Questo evidentemente ha dei limiti, quindi per il paleontologo la biodiversità è semplicemente di norma quante specie ho a disposizione da un giacimento, possibilmente dopo scavi sistematici che mi permettono di recuperare tutto quanto si è conservato nella roccia. Quando parliamo di biodiversità, appunto, guardiamo quello che possiamo trovare in un giacimento fossilifero. Ad esempio, se consideriamo i dintorni di Preone, di Tolmezzo, in Friuli, dove abbiamo questi giacimenti, questi livelli fossiliferi del Triassico superiore e del Norico, possiamo avere un'idea di quella che era la biodiversità marina ai tempi, perlomeno in questo tipo di bacini, nelle acque diciamo di ambiente tropicale, che oggi presentano una delle più estese biodiversità. Allora chiaramente non possiamo pensare di avere le migliaia di specie che abbiamo oggi, ma tuttavia confrontandole con altri siti coevi o comunque del Triassico possiamo vedere come avevamo una certa varietà di pesci, per esempio, che si erano specializzati sia da un punto di vista trofico che da un punto di vista del nuoto, del movimento, quindi in rapporto con l'ambiente, un certo numero di rettili sia acquatici che terrestri, perché questo può essere uno dei vantaggi di un giacimento paleontologico marino, che se nei pressi ha delle terre emerse, qualche organismo delle terre emerse finisce in ambiente marino, quindi ci può dare un'idea della complessità dell'associazione biologica sia in ambiente marino che in ambiente terrestre. Il Triassico vede una differente disposizione delle terre emerse e degli oceani rispetto a quelle attuali. Questo fa sì che anche le bioprovince, come siamo abituati a vederle oggi, non hanno valore oltre 200 milioni di anni fa. Tuttavia questo ci permette però di vedere le cose con un'ottica diversa, soprattutto nel Triassico, che è il periodo che segue la più grande crisi biologica, che è avvenuta 252 milioni di anni fa, e in corrispondenza alla quale mettiamo il limite tra il Paleozoico e il Mesozoico. Lo studio della biodiversità dopo questa crisi diventa molto interessante, perché si può valutare appunto a grande scala, non guardando soltanto quelli che sono i giacimenti nostri alpini, ma andando fino alla Cina meridionale, per esempio, lungo le catene himalayane e così via, come la biodiversità si riprende dopo questa grande crisi, passando da una prima fase che oggi risulta essere abbastanza breve in tempi geologici, cioè 2-3 milioni d'anni, in cui la biodiversità è abbastanza bassa a scala globale, e però subito dopo c'è una ripresa, c'è una radiazione evolutiva che fa salire evidentemente il numero di specie in maniera molto rapida, sia per esempio a livello di pesci che a livello di invertebrati come gli ammonoidi o come i lamellibranchi, ma introducendo addirittura dei gruppi nuovi, come per esempio i rettili marini. I rettili marini, a partire dagli ittiosauri, dai notosauri, eccetera, compaiono improvvisamente, costituendo in un certo modo appunto un gruppo completamente nuovo e dando alla biodiversità marina un aspetto e una consistenza molto diversa rispetto a quella che era precedentemente nel Paleozoico.